Un'altra vittima sulla strada, un 27enne in moto si schianta contro un furgone dopo aver sorpassato un'auto. La tragedia a Stra, nulla da fare per il ragazzo. Il Comune di Venezia ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Marco, Mattia e Maria Grazia. Saranno trasmessi in diretta sulla nostra emittente dalle 10, domani sera la fiaccolata dalle 21:15. Era stato rubato nel 1999, i carabinieri recuperano un dipinto del Seicento del pittore olandese Jasper, l'opera riconsegnata al Museo di Palazzo Grimani a Venezia. Un arresto e 3 denunce al bilancio del controllo effettuato dalla Polizia Ferroviaria di Venezia, 4 ragazze, tutte con precedenti, che si aggiravano in modo sospetto alla stazione Santa Lucia. I carabinieri di Chioggia hanno sequestrato 3 tonnellate di cozze che venivano allevate abusivamente nel canale di Pellestrina. Non tutti lo sanno, ma a pochi passi dalla frenesia della stazione ferroviaria dal Canal Grande sopravvive un ettaro coltivato con diverse varietà di piante. È il giardino mistico dei Carmelitani Scalzi di Venezia. La prima tappa di Miss Venice Beach a Jesolo è stata vinta dalla trevigiana Lorenza Busillo, seconda una vicentina, terza una padovana. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito, in primo piano la cronaca, incidente mortale nel primo pomeriggio a Stra, perde la vita un motociclista di 27 anni. Violento scontro tra una moto e un furgone verso le 13 in via Pertile a Stra, lungo la strada che collega le frazioni di Paluello e San Pietro. Ad avere la peggio Enrico Aglione, di 27 anni, che era in sella alla sua moto e che non ce l'ha fatta per la gravità dei traumi riportati. Il ragazzo, che abitava poco distante dal luogo dell'incidente, proveniva da Paluello e procedeva verso San Pietro quando ha trovato sulla sua corsia un furgone che stava entrando in una proprietà privata. La parte retrostante del mezzo era parzialmente sulla carreggiata, ma il 27enne non ha fatto in tempo a evitarlo. È stato sbalzato e poi centrato da un'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. È morto sul colpo. Sul posto sono giunti poco dopo i genitori, il sindaco Cacciavillani e il titolare dell'azienda per cui lavorava Enrico, che ha ricordato il ragazzo come generoso e preparato. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale. Da tempo i residenti denunciano che lungo quella strada si corre troppo, tanto che il comune ha installato dei dissuasori. Il Comune di Venezia ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Marco, Mattia e Maria Grazia. Saranno trasmessi in diretta qui su Antena 3 dalle ore 10. Domani sera la fiaccolata alle 21:15. Abbiamo valutato l'importanza di dichiarare il lutto cittadino per venerdì durante le esequie delle 3 vittime. Ovviamente noi siamo legati come comunità a queste famiglie, famiglia Potente, la famiglia Zuin, la famiglia Antoniello. Il lutto cittadino è stato proclamato anche dal comune di Santo Stefano di Cadore, che venerdì presenzierà con una rappresentanza ai funerali delle 3 vittime, così come il comune di Marconi, in cui Marco Antoniello era stato residente alcuni anni fa. I funerali saranno celebrati da Don Giuseppe Simoni per volere della famiglia Potente alle 10:30 nella chiesa di Sant'Andrea in via Altinia a Favaro. La nostra emittente trasmetterà la funzione in diretta a partire dalle ore 10, anche per facilitare la partecipazione di chi viene da lontano o per i più anziani, viste le temperature elevate di questi giorni. Siamo colpiti nel cuore, colpiti nell'anima. E quello che posso ricordare in questi giorni che ho visto Elena Potente è l'appello che ci ha fatto di essere vicini alle loro famiglie in questo momento. E la forma di domani sera, quella della marcia silenziosa, della fiaccolata che le maestre della scuola materna a Maria Immacolata hanno subito promosso, credo che sia la forma migliore. Chi può venga domani sera, sarà una marcia silenziosa che partirà dalla scuola materna Maria Immacolata della parrocchia Sant'Andrea e si snoderà fino ad Dese, perché le 2 famiglie erano residenti tra Cassolaro e ovviamente Dese, quindi è un momento in cui la vicinanza è importante per queste famiglie.
Intanto il comandante della Polizia Locale di Venezia, Agostini, ha emanato un'ordinanza con modifiche alla viabilità in via Altinia e Cassolaro. Dalle 8:30 alle 13 di venerdì e comunque fino a cessate esigenze sarà vietato transitare e sostare in via Altinia fra il civico 131 e il cimitero di Favaro, eccetto mezzi di soccorso, pronto intervento e veicoli autorizzati. Vietato transitare in via Cassolaro dal civico 2 all'intersezione con via Carezzonico. Cambiamo decisamente argomento perché un prezioso quadro del 1600 del pittore olandese Jasper, rubato a Venezia nel 1999, è stato ritrovato dai carabinieri. Natura morta con Nautilus, limoni, prosciutto e calice, un olio su tavola di Gerard Jasper, artista del 1600 tra i più rappresentativi nel campo della natura morta durante il periodo della cosiddetta età dell'oro della pittura olandese, è stato consegnato dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia al direttore regionale dei Musei del Veneto a Palazzo Grimani. La storia giudiziaria del quadro di 59 cm x 74 e le relative indagini iniziano nel giugno del 1999 in un palazzo nobiliare veneziano, dopo la truffa subita da un olandese e da altri antiquari che avevano consegnato ad un gruppo di presunti venditori delle opere d'arte. I responsabili furono poi rintracciati assieme a diverse opere. Tra di loro però non c'era il prezioso dipinto di Gerard Jasper, oggetto di ricettazione e di una notevole peregrinazione in Italia e all'estero, infine riapparso recentemente prima in un'asta in Germania in cui era rimasto invenduto, poi in una casa d'aste lombarda dove è stato recuperato dai carabinieri. L'antiquario olandese nel frattempo aveva ottenuto un indennizzo dall'assicurazione e a conclusione delle indagini lo scorso febbraio il Tribunale di Brescia ha quindi disposto la confisca del quadro e la sua destinazione al Ministero della Cultura. E dopo anni di trattativa, alla San Benedetto di Scorzè e Paese è stato siglato l'accordo sul contratto integrativo. Sentite. Trovato l'accordo e la San Benedetto di Scorzè che permetterà a oltre 1000 dipendenti di consolidare un'integrazione che negli anni è cresciuta. Nei mesi scorsi hanno lavorato per raggiungere l'intesa, poi sottoposta all'Assemblea dei lavoratori di Scorzè e Paese che l'hanno approvata. È stata una trattativa non facile, tanto che abbiamo dovuto attivare uno stato di agitazione. Alla fine siamo riusciti a trovare un accordo che consideriamo soddisfacente. Migliorativo rispetto a quello di 5 anni fa, perché nonostante i problemi oggettivi consideriamo San Benedetto un'azienda in salute e quindi è giusto che i lavoratori abbiano un ritorno economico sotto forma di premio. L'ultimo rinnovo risaliva al 2018, ma nel frattempo molte cose sono cambiate tra pandemia, guerra, inflazione e il rincaro di materie prime e costi energetici. Ci sono varie aree all'interno di questo accordo. C'è un'area sicurezza dove abbiamo destinato 100 ore in più per gli RLS, c'è un'area indennità varie soprattutto per i reparti che portano un certo disagio ai lavoratori e anche il reparto impiegatizio. Un'area bilanciamento vita e lavoro dedicata agli impiegati. Entro il 31 dicembre 2023 faremo un accordo ad hoc per lo smart working. Un'area welfare, abbiamo dedicato, passiamo dall'1,7 al 2% per chi è iscritto al fondo di previdenza complementare e 100 euro per migliorare le prestazioni del fondo sanitario FASA. E infine un'area SVO, dove passiamo dagli attuali 2.500 euro a 2.700 euro per il 2023-2024, 2.800 euro per il 2025, 3.000 euro per il 2026. Torniamo a Venezia, un arresto e 3 denunce. Questo è il bilancio del controllo effettuato dalla polizia ferroviaria a 4 ragazze, tutte con precedenti. Si aggiravano con fare giudicato sospetto tra i passeggeri della stazione di Venezia finché non sono state fermate per un controllo dalla polizia ferroviaria. I precedenti delle 4 ragazze hanno portato ad un arresto e 3 denunce. In manette è finita una giovane croata sulla quale pesava una condanna del Tribunale di Milano a 5 anni, 3 mesi e 19 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Delle altre 3, già denunciate in passato per furto aggravato in concorso, 2 sono state indagate per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio emesso dal Comune di Venezia e la terza perché avrebbe violato un provvedimento di divieto di dimora emesso dal Tribunale di Venezia nell'ottobre dell'anno scorso. E ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco.
Edizione di Venezia, i nostri telegiornali, ben ritrovati. In primo piano ancora la cronaca, perché un trentenne tunisino arrestato venerdì a Venezia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti è stato condannato per direttissima a 4 mesi di reclusione e a 700 euro di multa. I carabinieri l'avevano notato spostarsi freneticamente nei pressi delle Zattere all'altezza di San Basilio. Addosso gli sarebbe stata rinvenuta cocaina suddivisa in più di 10 dosi, una stecca di hashish e 500 euro in contanti rinvenuti proprio dall'attività illecita. Ancora cronaca, i carabinieri di Chioggia hanno sequestrato 3 tonnellate di cozze che venivano allevate abusivamente nel canale di Pellestrina. 2 allevamenti abusivi di cozze sono stati scoperti dai carabinieri della motovedetta di Chioggia lungo il canale di Pellestrina all'altezza di San Pietro in Volta. Ad insospettire i carabinieri diverse cime con un'estremità in acqua e l'altra legata a delle corde mantenute da 2 gruppi di brucole distanti tra loro qualche decina di metri a ridosso della banchina del canale. Complessivamente tra i 2 gruppi di bricole venivano rinvenute 126 reste, le reti di plastica a forma di tubo usate per l'accrescimento delle cozze, reste risultate di proprietà di un residente a Pellestrina. Tutti i molluschi dal peso totale di circa 3 tonnellate e dal valore commerciale stimato attorno ai 10.000 euro sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e rigettati in laguna. All'uomo invece è arrivata una multa da 3.166 euro. I carabinieri di Dolo hanno sanzionato 2 locali che violavano l'ordinanza comunale che impone lo spegnimento degli apparecchi video slot alle 19:30. Nei 2 bar di proprietà di cittadini cinesi, i carabinieri hanno sorpreso numerosi clienti ai quali in un caso era stato consentito di continuare a giocare sino alle 23 e nell'altro addirittura sino alle 2:30. Per entrambi è scattata una sanzione amministrativa di 333 euro. Cambiamo ora argomento e passiamo al bilancio turistico nella costa veneziana. Sentite. Sarà il carovita che ha pesato sulle tasche dei turisti, o il meteo che ha condizionato gli arrivi e le prenotazioni last minute, o ancora e soprattutto, secondo diversi addetti ai lavori, la forte ripresa delle mete estere, che da un lato possono contare su prezzi più concorrenziali, dall'altro su quel ritorno di vacanze in destinazioni lontane che si era perso nel primo periodo post-Covid. Fatto sta che dopo un 2022 trionfale, il comparto balneare veneziano ha segnato una flessione delle presenze. Tra chi viaggia in controtendenza c'è Cavallino Treporti, dove il turismo in plein air ha chiuso il mese di giugno con il segno più. Abbiamo avuto una leggera flessione i primi di luglio, anche se già con il prossimo weekend si ricomincerà a vedere molta gente, soprattutto scandinavi, danesi, ma anche svizzeri, dove cominceranno le prossime ferie, e quindi insomma le aspettative sono ottime. Le motivazioni di questo risultato possono essere diverse, da un aumento di attenzione per il turismo in plein air a quell'insieme di offerte complementari alla spiaggia che può offrire un territorio. Fatto sta che le prospettive per il resto dell'estate sono estremamente favorevoli. Luglio ci porterà sicuramente dei numeri interessanti, almeno come quelli dello scorso anno, per poi arrivare ad agosto dove le prenotazioni sono già quasi al 100%. Forse non tutti lo sanno, ma a pochi passi dalla stazione del Canal Grande sopravvive un ettaro coltivato con diverse varietà di piante, il giardino mistico. In questo orto giardino si coltivano tante cose, dalla frutta, dagli alberi da frutto, da un orto classico con diverse verdure, c'è l'uliveto, così. E anche le erbe medicinali, anche se quelle non vengono usate direttamente. Padre Ermanno Barucco è il priore della comunità dei Carmelitani Scalzi di Venezia ed è tra i custodi di quello che viene chiamato Giardino Mistico, una piacevole, inaspettata oasi di serenità estesa per circa 1 ettaro a pochi metri dalla frenesia della stazione ferroviaria e dal caotico traffico sul Canal Grande. Da quanto tempo esiste questo giardino? Ma i giardini da tanti secoli esistono. Noi arriviamo qui, Padri Carmelitani Scalzi, nel 1650 e compriamo dei giardini già esistenti e da quel momento si strutturano secondo i bisogni della comunità dei Carmelitani Scalzi.
per la frutta, la verdura, il vino e l'uva per fare il vino. Quando a metà del 1800 la ferrovia arrivò a Venezia, per ospitare la prima stazione, gran parte di quest'area fu progressivamente rasa al suolo. Un monastero, la chiesa di Santa Lucia, la chiesa del Corpus Domini, la scuola dei nobili, i palazzi Bragadin, Priuli della Nave, Lione e Barzizza. Noi avevamo un giardino molto più grande, arrivava praticamente fino al quarto binario attuale, il doppio del giardino attuale. Ecco, noi abbiamo recuperato più volte, dopo le varie soppressioni di Napoleone del Regno d'Italia, il nostro giardino e la nostra casa. Quindi è stato riconquistato poi nel corso degli ultimi 200 anni, diciamo. Sì, l'ultimo è la costruzione del convento ottocentesco dopo la distruzione di quello del 600 nel 1879-1880. I guai però non erano finiti. Durante la Grande Guerra Venezia fu il centro urbano più bombardato d'Italia. Subì 42 incursioni aeree, durante le quali furono sganciate oltre 1000 bombe che provocarono decine di morti. La chiesa, che qua vicino era stata una delle poche a essere stata bombardata durante la Prima Guerra Mondiale. Sì, il bombardamento è avvenuto nell'ottobre del 1915 e in quel momento è caduto il soffitto del tiepolo che rappresentava la casa di Nazareth, che è il legame con la chiesa che si chiama Santa Maria di Nazareth. Oggi in quanti siete qui? Oggi siamo 5 frati qua, 4 italiani e uno di origine malgascia. Rimaniamo a Venezia perché la città rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Domenica 16 luglio dalle 19 in diretta qui su Antena 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia dalla Basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca. Per l'occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda dopo la messa. E ora ci spostiamo a Jesolo per la prima tappa di Miss Venice Beach. Sentite. E siamo proprio qui a Jesolo, in piazza Milano, con lei che l'anno scorso ha vinto questa tappa, ma soprattutto si è portata a casa il trono. E dopo un anno cederà la corona alla nuova Miss. La prima tappa jesolana è stata vinta dalla trevigiana Lorenza Busillo di Paese, seguita dalla vicentina Benedetta Kovacevic di Tiene e al terzo posto la padovana Serena Forzutti. La numero 7, Serena Forzutti! La numero 12, Benedetta Kovacevic! Surprise! Alla prima tappa di Miss Venice Beach vince la numero 8, Lorenza Busillo! 13 le concorrenti in gara che si sono esibite, raccontandosi attraverso prove di talento, moda, fotografia e interpretazione. Migliaia le persone in piazza per seguire lo show presentato da Elisa Bagordo per 3 ore di spettacolo senza freni in un crescendo di emozioni. Un pubblico caloroso che ha seguito fino all'ultimo la serata iniziata con le Majorette di Jesolo che hanno proposto sul palco le coreografie degli europei che hanno permesso di classificarsi quarte. Prossimo appuntamento venerdì 21 luglio in piazza Matteotti a Caorle per la seconda tappa. E da Venezia è tutto, vi lasciamo ora le previsioni del meteo, grazie per averci seguito, una buona serata a tutti. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Anticiclone meno forte, lo abbiamo visto con l'arrivo di qualche temporale. Instabilità anche nella giornata di giovedì 13 luglio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo nel complesso variabile. Avremo rovesci sparsi dapprima sulle zone montane, poi anche in pianura. Migliorerà un po' dappertutto entro la notte. Clima ancora caldo ma con valori in moderata diminuzione, temperature minime tra 17 e 24 gradi, massime invece tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo precipitazioni un po' dappertutto, alternate a schiarite. Qualche temporale potrà essere anche forte, in serata tempo più stabile su tutte le zone. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 29-31 gradi all'incirca.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo probabili rovesci e temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.